Ultime notizie su Napoli. Vi farà impazzire quello che è stato annunciato. Ma prima di dirvelo, vorrei che lasciaste il vostro pulsante e mi piace per ricevere tutte le ultime notizie da Napoli. Politano rifiuta l'Al-Shabaab, rinnovo con il Napoli più vicino, Sky. Dopo aver perso l'attaccante azzurro, il club arabo, che sta cercando di ingaggiare Mourinho, punta sull'ex giocatore del Milan Suso. Sky Sport ha annunciato che Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rifiutato l'offerta dell'Al-Shabaab. Questo avvicina il rinnovo dell'attaccante con i Blues. Le parole di Manuele Baiocchini dagli studi di Sky. Politano ha rifiutato l'offerta dell'Al-Shabaab, avvicinandosi al rinnovo con il Napoli. Per Zerbin è meglio per la sua crescita andare a giocare con il Frosinone. Con il Frosinone, oltre a Zerbin, il Napoli ha ingaggiato Popovic. Avendo perso il passaggio al Milan, giocherà con i ciociari fino al termine della stagione. Anche Gianluca Di Marzio conferma il rifiuto di Politano. Ora l'Al-Shabaab, che sta cercando di convincere Mourinho, ha puntato l'attenzione su un ex giocatore del Milan. Si tratta di Suso. In attesa dell'allenatore, il club arabo sta lavorando anche sul mercato in entrata. Ora che la guida di Politano è venuta meno, l'Al-Shabaab sta cercando di ingaggiare l'ex giocatore del Milan Suso. La storia del rinnovo di Politano, che scadrà nel 2025, è ancora tutta da scrivere. Il suo agente, Mario Giuffredi, è a Riyadh da domenica, ha incontrato De Laurentiis, ovviamente, e poi il presidente dell'Al-Shabaab, anch'esso seriamente interessato al giocatore, al punto da offrire 13 milioni per il suo contratto e 18 milioni per lui, tra stipendio e bonus vari, fino al 2027. Ora tocca a te, mi chiedo se sarebbe una buona aggiunta a Napoli, dimmelo nei commenti. Lascia il tuo like e iscriviti al canale per continuare a ricevere i prossimi aggiornamenti su Napoli.